E siamo arrivati alla terza corsa del pomeriggio qui all'Ippodromo Arcoveggio. La macchina ha già chiamato tutti i concorrenti ad allinearsi dietro le ali e adesso li andiamo a descrivere per questo premio talento, trofeo Croce Rossa Italiana, un miglio riservato ai gentleman. Con il numero 1 Cleo Fecolla è ritirato, col 2 Frisia Maurizio Cucinotta, anche il numero 3 Phil Love Bass è ritirato, Arnaldo Benalla al 4 Marcello Becci, col 5 Brezza Gratta Nicola Del Rosso, 6 Enea DBL Luigi Iannella in seconda fila, 7 Drop Jet Giorgio Cangiano, 8 Ellington Treb Matteo Zaccherini, 9 Esotica Sì Ilaria Vecchi, 10 Carabiniere per Giuseppe Leanza. La macchina ha terminato di allineare i concorrenti ed è nella retta delle tribune per il lancio. Ci siamo e si stacca decisamente dagli altri. Brezza Grade prende facilmente il comando davanti al numero 6 di Enea DBL che prova a convergere alla corda e l'operazione riesce al millimetro. Brezza Grade nel frattempo se l'è già data a gambe e prova subito a inseguire Enea DBL, mentre arriva ovviamente Carabiniere Pell alla destra quando passiamo i primi 200 metri in 14,3. Carabiniere Pell prova a raggiungere quindi il leader della corsa Brezza Grade, ma adesso parcheggia a destra di Enea DBL, mentre tutti gli altri sono sgranati 400 metri trascorsi in 14,8, mentre la pioggia incomincia a diventare più battente e siamo nella seconda curva con Brezza Grade che è moderata ma molto limitatamente dal suo interprete Nicola Del Rosso. Sempre a destra abbiamo Carabiniere Pell che deve sorbirsi appunto questi 600 metri tutti a destra, 600 metri in 44,7. Quando si entra nella retta delle tribune comanda sempre Brezza Grade. Carabiniere Pell rimane a metà strada tra il primo e il secondo, mentre il terzo posto alla corda troviamo Frisia, poi dietro di lei prova a spostare adesso Drop Jet, ma l'andatura comunque è sostenuta, 14,6 anche per i 200 metri davanti alle tribune. Brezza Grade continua a tenere una lunghezza di vantaggio rispetto a Enea DBL e così si arriva al chilometro piuttosto svelto, 1,14,6. Brezza Grade ha perso per strada Carabiniere Pell e continua a comandare e Nicola Del Rosso incita la propria allieva a mantenere questo tipo di andatura che ha fatto il vuoto. Enea DBL è l'unica che prova a seguire, mentre Ellington Treb si lancia e quando siamo ai 400 metri dall'arrivo Ellington Treb appariglia Enea DBL, si lancia alla caccia di quella che è la leader Brezza Grade, che ovviamente incomincia a perdere qualche colpo, anche l'andatura si fa migliorabile e arriva Ellington Treb che con un passo deciso sembra poter raggiungere facilmente la leader di tutto il percorso Brezza Grade. Ellington Treb, Matteo Zaccherini con tutto in mano prosegue deciso verso la vittoria che diventa molto netta. Primo l'8, secondo il 5, al terzo posto il 2 di Frisia per vie interne, 1,15,2 per questo percorso che Ellington Treb si porta a casa con Matteo Zaccherini, 2,04,9 il rotolo completo e quindi complimenti a Matteo Zaccherini e Andrea Vitagliano per aver portato al trionfo questo figlio di 6 anni di Brillantissim.